Rapallo, ragazzino di 16 anni in arresto cardiaco in mare in zona Castello, rianimato dai bagnanti, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lavagna. Caduto in acqua dopo aver toccato dei cavi elettrici, ora saranno le indagini a stabilire le cause. Riparte il servizio Battelli da Rapallo. Da domani tutte le destinazioni saranno raggiungibili con partenza dal Molo dei Primieri, salva almeno metà della stagione estiva. Il tempo della vacanza per riscoprirsi famiglia è l'iniziativa di una chiavarese che ha dato vita al portale It's for Kids per favorire un turismo che soddisfi le esigenze dei nuclei familiari. Festa dei Santi Gervasio e Protasio al quartiere Costa Aguta di Rapallo. Il vescovo ha celebrato stamani la messa. Sono trascorsi 20 anni dall'incendio della cappella. Da un gesto vandalico è nato un nuovo slancio di fede. Sestri Levante omaggia Vito Molinari, concittadino illustre, con una targa e una serata di aneddoti e storie in programma domenica, in omaggio 2 fiabe scritte dal regista. Terza edizione per il Festival delle Acciughe a Sestri Levante, valorizzata l'intera filiera dal produttore al consumatore. L'obiettivo è riscoprire la cucina a base di pesce povero del nostro mare. L'Atletico Canà San Salvatore Lavagna si è aggiudicato il torneo amatoriale di calcio a 7 organizzato dalle ACLI di San Colombano Certenoli, 8 squadre partecipanti. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, un grave incidente è accaduto questo pomeriggio a Rapallo, nella spiaggia accanto all'antico castello sul mare. Un ragazzo è stato soccorso da alcuni bagnanti dopo essere andato in arresto cardiaco. Tra le ipotesi c'è quella che il giovane sia rimasto folgorato, anche se per il momento la pista non viene confermata. È stata interdetta comunque un'area di 10 metri intorno al castello. I dettagli nel primo servizio. Lo hanno portato a riva non appena il ragazzino è finito in acqua, nei pressi della scogliera del castello. Il giovane, un portoghese di 16 anni, era in arresto cardiaco. Il primo tentativo di rianimazione lo hanno fatto proprio loro, dei bagnanti che avevano assistito alla scena. Hanno usato il defibrillatore che si trova vicino all'Hotel Italia e gli hanno praticato il massaggio cardiaco guidati al telefono dal personale del 118 di Lavagna. Un'azione fondamentale per tenere in vita il ragazzino prima dell'arrivo dei sanitari. Sul posto l'automedica di Rapallo e i volontari del soccorso Sant'Anna, che hanno eseguito ben 3 tentativi di rianimazione prima che il battito tornasse regolare. Dopodiché è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lavagna. Presenti sulla spiaggetta del castello i carabinieri, la Polizia di Stato e la Municipale, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto. Le indagini sono in corso e le cause dell'incidente sono tutte da verificare. La teoria più accreditata sosteneva che il ragazzo fosse rimasto folgorato dopo aver afferrato un cavo elettrico per non cadere dalla scogliera dopo essere uscito dall'acqua. L'alimentazione al castello dopo l'incidente è stata subito tolta. Tuttavia, spiega l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, i testi eseguiti non danno segni di problemi al circuito elettrico. Inoltre, dice Lasinio, secondo indiscrezioni che arrivano dall'ospedale di Lavagna, dove il ragazzo si trova sotto controllo in rianimazione, sul corpo del sedicenne non ci sarebbero le classiche ferite di folgorazione. La pista tuttavia non viene accantonata, mentre le indagini proseguono anche su altri piani, come quella di un possibile malore. Intanto il magistrato ha deciso di interdire la balneazione per 10 metri intorno al castello. La spiaggetta è stata chiusa e lo rimarrà sino alla fine dei controlli. Il comandante della Capitaneria di Porto, Antonello Piras, infine, ha inviato un battello veloce per sgombrare l'area dai bagnanti e controllare la zona presidiata. Restiamo a Rapallo, dove domani mattina riprenderà regolarmente l'attracco dei battelli e salva dunque almeno metà della stagione estiva per il servizio marittimo del Tigullio, che si è fatto carico dei lavori di ripristino del Molo dei Primieri in accordo con l'amministrazione comunale, che per parte sua ha effettuato il livellamento del fondale e che in autunno procederà con il completo rifacimento del molo. Vediamo. La ripresa del servizio Battelli da Rapallo è un ulteriore tassello verso la normalità in una città che ha pagato un prezzo molto alto e continua a pagarlo per la mareggiata di fine ottobre. Con l'ordinanza della Capitaneria di Porto potranno regolarmente riprendere domenica mattina le corse del servizio marittimo del Tigullio anche dal molo di fronte al chiosco della musica, in un lungomare riaperto al traffico proprio nel giorno stesso in cui arrivava la firma della Capitaneria alla riapertura dell'attracco. Un grosso grazie, ma veramente alla Capitaneria di Porto, in particolar modo al comandante Piras e Vincenzo Orlando, e oggi a Rapallo si trova più sicura, ancora un pochino di rifiniture, abbiamo le aiuole, c'è dell'arredo urbano da fare, però è una grandissima soddisfazione perché ce l'abbiamo fatta, quindi oggi possiamo proprio dire che abbiamo finito un ciclo molto importante, perché Rapallo si trova in un aspetto completamente diverso dal 29.
La risistemazione del molo è stata fatta dai battellieri del servizio marittimo del Tigullio, mentre per parte sua l'amministrazione comunale ha provveduto al livellamento del fondale. Domenica mattina alle 10 dunque la prima corsa con il servizio già a pieno regime e tutte le destinazioni raggiungibili con partenza da Rapallo. Una boccata d'ossigeno per i battellieri che in questo modo vedono salva almeno metà della stagione, con lo sguardo rivolto al futuro, perché già in autunno saranno effettuati ulteriori interventi sul molo. È un grandissimo risultato perché porta alla normalità. Ho sentito poco fa il presidente dell'associazione dei battellieri, sono già pronti domani mattina a darmi l'elenco dei primi battelli che attraccheranno. Anche quella è stata un'opera particolarmente complicata perché avevamo due fattori molto importanti, ovvero il ripristino del molo che è stato fatto a cura dell'associazione dei battellieri e il ripristino dei fondali. Molo che momentaneamente è stato rimesso a posto da loro e che fine settembre, grazie al provveditorato delle opere pubbliche marittime, verrà riqualificato per intero. A Lavagna adesso, dove proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in via Moggia in corrispondenza dello svincolo autostradale. Il rondò prenderà forma nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto con la sistemazione provvisoria di New Jersey. Siamo giunti al punto cruciale del progetto, sottolinea l'assessore Chiara Oneto, che aggiunge: si spera che la nuova viabilità possa garantire maggiore fluidità al traffico veicolare, riducendo contestualmente le possibili situazioni di incidentalità. La sperimentazione durerà alcune settimane, poi si procederà alla costruzione definitiva della rotatoria. I lavori potrebbero terminare a fine settembre. A Sesti Levante proseguono gli interventi per il miglioramento della rete fognaria. Iren, con la collaborazione del Comune, sta realizzando il nuovo collettore a servizio della frazione di Azzaro. Si prevede la posa di circa 2300 metri di condotta sino alla rete esistente. I lavori termineranno la prossima primavera e l'intervento prevede un investimento a carico di Iren di oltre 290.000 euro. Il Comune intanto ha chiesto al gestore di impostare un programma di interventi di miglioramento della rete fognaria cittadina. In un paio di mesi sono state coinvolte via 25 Aprile, piazza Matteotti, via Cappellini, via Penisola di Levante, via Portobello, via della Chiusa, via Garibaldi, viale Rimembranze e via Cambiaso. Sono state individuate anomalie negli allacci privati di 4 attività, 50 abitazioni, 4 condomini. I controlli vanno avanti e proseguiranno anche in altre parti della città, a partire dalla zona di Via Nazionale, fino ad ottenere una situazione controllata nella sua interezza e riportata allo stato di conformità anche in vista dell'entrata in funzione del nuovo depuratore. Il Comune infine ha chiesto ulteriori interventi di manutenzione in via Garibaldi, via 25 Aprile e via per Santa Vittoria. La prossima settimana inizierà invece la pulizia delle condotte su Via Nazionale. La Giunta regionale ha deliberato l'impegno di oltre 3 milioni di euro per finanziare il programma di interventi di manutenzione di rivi e torrenti in 18 comuni della Liguria. Tra gli interventi principali ci sono quelli di manutenzione straordinaria degli affluenti minori del Bisagno per quasi 500.000 euro e 3 interventi da quasi 400.000. Uno a Caravonica, un secondo a Arezzo e il terzo a Pieve Ligure. Particolare attenzione nello Spezzino con circa 700.000 euro destinati alla manutenzione ordinaria dei tanti piccoli rii della provincia. E per quanto riguarda il nostro territorio vengono destinati 330.000 euro alla manutenzione del fosso di Caperana e del fosso di Ri nel comune di Chiavari. Le risorse provengono dal programma di stralcio 2018 del Ministero dell'Ambiente e sono frutto di un accordo tra Regione e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, un accordo che è stato firmato lo scorso 27 di febbraio. Cambiamo argomento, siamo nel cuore dell'estate 2019, con l'inizio di agosto molte famiglie si mettono in viaggio per un periodo di vacanza. Non sempre tuttavia è facile trovare strutture in grado di accogliere le richieste dei nuclei familiari, soprattutto se numerosi. Per questo è nato il portale It's for Kids, ideato da una mamma di Chiavari che ha deciso di condividere informazioni utili attraverso un sito internet. Ce ne parla Cristina Oneto. It's for Kids è un portale e una community. Un portale in cui ci sono queste informazioni raggruppate, indicizzate, messe in maniera semplice, in maniera che una mamma con pochi clic riesce a trovare la risposta alle sue domande. E una community di mamme, siamo più di 20.000 mamme in Italia ed è la community più grossa di mamme che viaggiano in Italia. E in questa community ci scambiamo idee, consigli, indirizzi utili e quindi informazioni di prima mano. Facciamo l'esempio di un tipo di ricerca che si può fare. Dall'home page c'è un pulsante ricerca avanzata
Si può scegliere se mare, montagna, campagna, per esempio facciamo un esempio di montagna. Uno dei problemi per le mamme è sapere di non superare una certa altitudine per i bambini piccoli, quindi mettiamo 1000 metri al massimo. Poi poniamo che la mamma abbia un bambino che abbia problemi con la celiachia e quindi andiamo a fare una ricerca nei servizi con menù per celiaci, gluten free. Poi hanno magari anche un cane e quindi cerchiamo una struttura pet friendly e poi vorremmo però proprio avere la piscina. E a questo punto si schiaccia cerca e queste sono le strutture che hanno tutte queste caratteristiche. Perché è importante che le famiglie viaggino, riscoprano il piacere di viaggiare e di fare delle vacanze insieme? Ma intanto perché viaggiare apre la testa e io sono sempre partita dall'idea che viaggiare è fortemente educativo, per noi che viaggiamo e ancora di più per i bambini e quindi dobbiamo portarli in giro. Per me è una grande soddisfazione quando le mamme mi dicono grazie ai Super Kids ho iniziato a viaggiare. E poi perché viaggiando si sta insieme, si rafforza i legami familiari, ci si diverte di famiglia e si ha bisogno di stare con la famiglia. Tutto il giorno si corre, almeno in vacanza. Lo scorso anno nessuno dei nuovi istituti scolastici previsti nell'entroterra ha raggiunto il numero di iscrizioni necessarie all'apertura e pertanto nessuno ha aperto, un segno del fatto che evidentemente non c'era sul territorio un'effettiva domanda. Lo segnala in una nota il consigliere della città metropolitana di Genova Ilio Cuneo, che per questa ragione ha presentato in Consiglio metropolitano una mozione poi approvata all'unanimità. Il documento chiede che quest'anno il piano di dimensionamento scolastico venga discusso e votato da parte dello stesso Consiglio metropolitano prima del suo invio alla Regione. Questo per una maggiore condivisione dei contenuti del documento e per garantire l'apporto di chi vive e conosce il territorio, ma anche le sue esigenze. Sono in aumento i casi di violenza domestica, lo segnala la Questura di Genova sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione Anticrimine. Nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2019, il Questore ha emesso 14 provvedimenti di ammonimento, di cui 7 soltanto nel mese di luglio. Nel medesimo periodo dell'anno precedente erano stati emessi 7 provvedimenti in totale. L'ammonimento è volto a contrastare condotte di violenza domestica prima che intervenga la denuncia da parte della vittima e rappresenta una rapida ed efficace risposta introdotta dalla legge contro il femminicidio. Dall'analisi degli ammonimenti adottati nell'ultimo anno dalla Questura di Genova si evidenzia come il fenomeno della violenza domestica colpisca indistintamente donne di tutte le età, nazionalità e cultura. La Questura ricorda infine l'importanza della segnalazione alle forze dell'ordine da parte dei privati cittadini che abbiano notizia o percezione di maltrattamenti. Per la cronaca, un ottantenne è caduto in un rio nei pressi di via Sara a Sesti Levante, è accaduto proprio oggi pomeriggio, intorno alle 18. L'uomo è precipitato per circa 2-3 metri, cadendo nei rovi e rimanendo con la testa incastrata tra due alberi. I vigili del fuoco di Chiavari lo hanno liberato ed è stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna con l'ambulanza della Croce Rossa di Riva Trigoso. L'uomo non era in gravi condizioni, ma è stato comunque portato nella struttura lavagnese in via Prudenziale. E siamo all'informazione religiosa. Date vita ad un'Europa rinnovata e generatrice di incontri, lo ha detto il Papa stamani, all'udienza con circa 5.000 ragazzi dell'Unione Internazionale delle Guide degli Scout d'Europa, giunti a Roma dopo una settimana di cammino nei luoghi dei grandi santi europei. L'invito del Papa agli Scout dunque è quella di donare la vita per gli altri, ma anche di proteggere il creato, vero social di Dio. Ne ascoltiamo un passaggio. La via del Signore è facile da riconoscere. È quella che, come senso di marcia, ha il dono che fa andare avanti il mondo, non il possesso che fa tornare indietro. Non dimenticate, il possesso è così, il dare è così. Il possesso ti fa tornare indietro, il dare ti fa andare avanti. Scegliendo la strada del dono, si diventa cittadini attivi, come diceva il vostro fondatore Baden-Powell. È tanto importante oggi, il Signore non cerca solo gente per bene, ma il Signore cerca gente che fa il bene. Anche l'amore per l'Europa che vi accomuna non richiede solo osservatori attenti, ma costruttori attivi,
costruttori di società riconciliate e integrate che diano vita a un'Europa rinnovata, non protettrice di spazi, ma generatrice di incontri. Veniamo in diocesi. Il sestiere Costaguta di Rapallo è da sempre legato ai martiri Gervasio e Protasio che, secondo la tradizione, passarono di lì durante la loro opera apostolica e a loro è dedicata la piccola chiesetta nel bosco in località Chiosa, dove questa mattina il vescovo ha presieduto la messa in occasione della festa dei santi. Siamo andati a vedere. C'è una parola che segna la festa dei santi Gervasio e Protasio alla cappella di Costaguta, è rinnovamento. A pronunciarla questa mattina nella messa solenne è il vescovo. Il riferimento è da una parte ai 20 anni dall'incendio che distrusse la chiesetta. Da questo evento, spiega Monsignor Tanasini, è nata un'affezione nuova, un maggiore slancio, un percorso di bene. Dall'altra parte alla richiesta che emerge dal Vangelo del giorno, quello cioè di non fermarsi ai gesti esteriori della fede, ma risvegliare il proprio impegno di vita cristiana vivendo in coerenza con il Vangelo. L'esempio dei martiri Gervasio e Protasio è chiaro, conclude il presule. Non bisogna avere paura di ciò che può farci del male, piuttosto bisogna avere timore di Dio, che ha nelle sue mani il destino del mondo. E queste mani sono mani buone, si occupa degli uccelli del cielo, dei cigli del campo, conosce i capelli del nostro capo e dunque parla di un padre che ci vuol bene. Quindi non è un timore quello che vuole incutere il Signore. No, è quel timore che si accompagna fortemente all'amore. L'anniversario dell'incendio e della ricostruzione della cappella è ormai un'occasione di incontro per i residenti del quartiere e per tutti i sestieri della città di Rapallo. La festa proseguirà domenica sera. È stata anche l'occasione in realtà per dirci che siamo ripartiti, che dalle ceneri a volte, come dire, affrontate insieme possono nascere anche energie nuove, anche sintonie nuove. Come dire, l'esito di questo atto non è stato probabilmente, grazie a Dio, quello voluto, invece di che affondare, qui siamo un po' ancora una volta risorti. Ecco. La festa continua in queste sere. Certo, la festa sarà questa sera, che è la festa di Santi Gervasio e Protasio, il primo sabato di agosto. Poi noi facciamo anche la domenica, giustamente, perché ci renda quel minimo che poi ci serve per mantenere in ordine decorosamente questa zona bellissima della città. E proprio a Rapallo, martedì 6 agosto alle 21:30 andrà in scena la riduzione e l'adattamento de La vita e sogno di Pedro Calderón de la Barca, a cura della compagnia teatrale rapallese Il Portico di Salomone. L'opera è uno degli esempi più illustri di letteratura barocca spagnola. È la storia di due figli abbandonati dai padri, alla ricerca l'uno della propria identità e l'altra del proprio onore. Il Portico di Salomone invece è una compagnia amatoriale di giovani, bambini e adulti accomunati dalla passione per il teatro e guidata dalla regista Marina Maffei. Quest'anno alla realizzazione dello spettacolo hanno contribuito alcuni amici del gruppo Alpini di Rapallo, attori improvvisati con la loro abituale generosità e simpatia. L'appuntamento martedì è a Villa Tigullio con ingresso a offerta libera e il ricavato sarà devoluto a padre Ibrahim al-Savag, parroco di Aleppo in Siria. Sestri Levante invece tributa una giornata a un suo illustre concittadino, Vito Molinari, per 40 anni regista Rai. Lo farà domani grazie all'iniziativa dell'Associazione Culturale Oleudo che in mattinata alle ore 11 in Largo Colombo scoprirà una targa e in serata davanti al comune i racconti e gli aneddoti di una vita di spettacolo. Sentiamo. Metteremo una targa in Largo Colombo dove il nonno predisse che Vito Molinari sarebbe diventato un personaggio televisivo. E la sera invece, grande invenzione del regista, è quella di fare un Te che me. 2 ore di sketch, parole, è un programma su 3 piani, su musica, dialogo e scenette. Questo dove si terrà, che ora? Allora, Largo Colombo, la targa, Piazza Matteotti di fronte al comune, il Te che me. Sono molto onorato, già ero onorato per il fatto che l'anno scorso mi hanno fatto cittadino onorario di Sestri Levante e poi ho preso il premio nonno dell'anno e quindi tutto considerato la targa è una conclusione bella, molto simpatica, molto carina, che viene perché è un aneddoto vero che mio nonno mi ha preso in braccio e ha detto un giorno metteranno una targa dove questo bambino è nato, mi hanno preso sul serio e hanno messo la targa, insomma. C'è questo spettacolo Te che me, che sarebbero le mie teche, cioè
delle immagini proiettate su un grande schermo, un pianista, un cantante, attore e ospite Elisabetta Viviani. Praticamente rivivo anche attraverso i libri che ho scritto, le mie grandi soubrette, i miei grandi comici, l'ultimo che è uscito da poco, Carosello, e poi Tutti a Nanna, in cui racconto la mia storia di più di 40 anni di Rai, con più di 2000 trasmissioni televisive, almeno 1 migliaio di spettacoli teatrali. Se la televisione fa bene, magari anche noi riusciremo ad arrivare a 90 anni in forma come lei. Ma grazie, fa bene la televisione. Poi oltre che scrivere libri, pochi giorni fa è uscito l'ultimo libretto con Gamarò, che è 2 favole. È un libretto piccolissimo che tra l'altro regalo alla fine dello spettacolo alle persone. È un libretto piccolo che si chiama 2 favole, che ho scritto una favola per il premio Andersen del 2018 e l'altro per il premio Nonno dell'anno del 2018, e queste 2 favole, soprattutto quella del Nonno dell'anno, si chiama Piccin e Pescettu, che è proprio una fiaba sestrina. Ora andiamo a Riva Trigoso, dove è andata in scena la prima delle 3 serate del terzo Festival dell'Acciuga, una manifestazione ideata per valorizzare tutta la filiera ittica con un'attenzione al pesce povero del nostro territorio. Sentiamo. Qual è lo scopo e la funzione del Festival dell'Acciuga? Il Festival dell'Acciuga quest'anno è alla sua 3ª edizione, tutta la filiera è coinvolta, anche la ristorazione, anche il commercio di Sestri Levante, magari il Tigullio con piatti a tema, ma sicuramente parlando di pesce povero, di pesce azzurro, di pescato locale, dobbiamo fare un'operazione di divulgazione, di cultura presso il consumatore, ma anche con la ristorazione e quindi diciamo tutta la filiera coinvolta, dai pescatori ovviamente ai trasformatori, alla ristorazione fino al pubblico che sarà coinvolto anche attivamente in tantissimi di questi laboratori anche per bambini. Al centro c'è sempre comunque la cultura del pescato e dell'acciuga. Ma sì, io credo che questa frazione di Riva Trigoso non possa vivere solo di cantiere di turismo, ci vuole un supporto. E questi volontari del Bagnon, perché fanno vedere come si sala l'acciuga, come si pulisce, cioè danno secondo me anche un senso positivo a quella che è l'arte culinaria povera, cioè la gente è sempre abituata a mangiare i manicaretti o a fare dei piatti della nouvelle cuisine. Qui è molto semplice, sono i piatti che facevano a bordo di ogni barca. Lo scopo dell'acciuga e dei prodotti è quello di valorizzare proprio i prodotti del mare, cioè l'acciuga in particolare e poi tutti gli altri pesci. Valorizzare anche attraverso comunque spiegare alcune cose. Sì, cioè, valorizzare attraverso, come posso dire, per la pesca, per il commercio, per la salagione, la conservazione. Quest'anno per le acciughe è stata comunque una buona stagione. No, all'inizio no, cominciano adesso a dire la verità, perché per la salagione le acciughe all'inizio erano un po' piccole, adesso ho sentito che cominciano a pescarne anche parecchie. È stato recepito dalla Giunta regionale l'accordo tra Regione Liguria e le pubbliche assistenze ANPAS, CIPAS e Croce Rossa Italiana in materia di trasporti sanitari. L'intesa completa l'impegno della Regione di attivare 2 tavoli di lavoro, uno giuridico e uno economico, e riconosce alle pubbliche assistenze un parziale adeguamento dei rimborsi spettanti per i servizi erogati. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace per gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per domenica 4 agosto. Escursione sul Sentiero dei Tubi del Monte di Portofino. Appuntamento alle 8 davanti alla chiesa di San Rocco di Camogli. A Pesca con Papà, la manifestazione dedicata ai bambini, alle 8:30 sulla scogliera di Ponente ad Eiva Marina. Da Sestri al mondo, dal mondo a Sestri, prosegue con il laboratorio per bambini, segni, disegni, mappe preistoriche, curato da Maria Rocca. L'inizio alle 10:30 nel Museo Archeologico di Sestri Levante. Ultima giornata del Tigullio Expo a Rapallo. Alle 18 all'Oratorio dei Bianchi sarà consegnato il premio Bontà Madre Speranza. Nel Museo del Damasco in Lorsica, alle 18, sarà inaugurata la mostra Sperimentazione e forme in libertà di Rosi Maccaronio e degli allievi del laboratorio Manualità Creativa. Trebbiatura del grano a Castiglione Chiavarese, nella frazione di Velva.
L'inizio alle 19 e nel corso della serata sarà possibile gustare prodotti tipici e bevande. Amici del Ponte in festa a Sestri Levante, dalle 19 cena e serata danzante con i roller folk nel piazzale di Santo Stefano. In piazza Fenice a Chiavari si svolgerà il torneo di bridge Trofeo Città di Chiavari, indirizzato ai tesserati della Federazione Italiana Gioco Bridge. L'inizio alle 19:30. 38esima edizione della Sagra della Focaccia con la Salvia a Lavagna nel piazzale di Santa Giulia. Dalle 19:30 piatti tradizionali e accompagnamento musicale con i Jolly. Seconda serata della festa di San Martino di Noceto a Rapallo. Alle 19:30 apertura degli stand gastronomici. A seguire spettacolo comico di Giuliano Fogola e musica di Viola Valentino, Donatello e Gianni Petteneati. Festa dei Tre Borghi a Battilana di Casalza Ligure. Alle 21 saggio di danza con i Master Ballet e a seguire musica. Concerto di mezz'estate dei giovani musicisti della Filarmonica Colombo nel parco dell'Hotel Continental di Santa Margherita. L'inizio è alle 21:15. Prosegue il 26esimo Festival Internazionale del Balletto Città di Rapallo. Alle 21:15 nel Teatro di Villa Tigullio, esibizione della compagnia internazionale Il Tango Argentino, Tango Fatal. Secondo appuntamento con il cinema d'estate all'aperto, nella tensostruttura della Colmata Mare di Chiavari. Alle 21:30 Daniele Lazzarin introdurrà la proiezione di Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti. 26esima edizione della Barcarolata di Sestri Levante, la sfilata di imbarcazioni addobbate a tema carnevalesco. L'inizio è alle 21:30 nella Baia del Silenzio. Passiamo adesso agli appuntamenti per lunedì 5 agosto. Nell'aula magna del Nata di Ambrosis di Sestri Levante, premiazione dei vincitori del concorso nazionale di poesia narrativa, ricerca nelle scuole Giornata dei Nonni. L'inizio alle 10. Al monastero di Valle Cristi a Rapallo andrà in scena lo spettacolo Chilometro Zero di Pino Petruzzelli. L'inizio è alle 20:30. Secondo appuntamento della rassegna Tramonti di Montallegro al santuario di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo. Alle 21 lo spettacolo di Gioele Dix, il teatro raccontato ai bambini. Festival Paganiniano di Carro ad Airora il Sestagodano. L'inizio alle 21. Dionisio Festival in piazza Gagliardo a Chiavari. Alle 21:30 andrà in scena lo spettacolo Serata d'onore con Michele Placido. Concludiamo con un servizio sportivo. L'Atletico Canà San Salvatore Lavagna ha vinto il torneo amatoriale di calcio a 7 organizzato al campo sportivo del Circolo Acli di San Colombano Certenoli, battendo per 3-1 il Mix Team Fontanabuona. Una manifestazione riservata a calciatori over 35 che anche quest'anno ha riscosso un buon successo. 8 le squadre partecipanti, siamo andati a vedere. Avete organizzato anche quest'anno un bel torneo? Sì, è venuto abbastanza bene, ogni anno cerchiamo di migliorare qualcosa. Non è facile, no? Non è facilissimo, ci vuole sempre un po' di gente, poi il terreno, questi terreni in terra e in erba portano sempre un po' di lavoro perché... Comunque è un bel campo questo. No, è carino, a me piace molto, infatti piace molto di più alle persone over 35, è fatta apposta perché ai giovani... piace meno questo campo. Ecco, perché proprio under 35? Per quello, e anche perché noi ormai abbiamo quell'età, però ci piace giocare, quindi lo facciamo anche un po' per noi. E così sì, speriamo ogni anno di migliorare sempre, magari l'anno prossimo cerchiamo di fare 10 squadre, 12, vediamo. Pian piano. Le finali sono state combattute? Sì, due finali combattute, una ai supplementari ed è finita 4-3 e l'altra 3-1, però una bella partita combattuta. Questo torneo è stato organizzato da due ragazzi che ci aiutano qua al circolo. Posso fare il nome, uno è Belfonte Erzo, l'altro Varvara Michele. Sono stati loro a avere l'idea di portare avanti questa iniziativa e noi lo abbiamo coadiuvati e abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma il merito principalmente è loro. Un circolo molto attivo qua a San Colombano. Ma abbastanza, perché al giorno d'oggi vediamo che è difficile portare avanti qualsiasi tipo di attività. Ci sono troppa burocrazia, troppe spese da dover sostenere, quindi noi facciamo il possibile e appena abbiamo la possibilità che qualcuno ci propone qualcosa di nuovo cerchiamo di farlo nostro e di portare avanti il loro discorso, diciamo. Siamo giunti al termine del telegiornale, ci ritroviamo lunedì mattina con la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.